Una sottile linea rosa che attraversa la galassia azzurra di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi in Veneto è sempre più donna. 3 le protagoniste politiche di un cambiamento che sta coinvolgendo un partito che guarda al futuro con sempre maggiore incertezza. Quanto vale in termini percentuali? È questa la domanda che evidentemente si è fatto un preoccupato Berlusconi, consapevole che Forza Italia in Veneto non passi proprio un bel periodo. Da vecchio volpone della politica, quindi, l'ex Presidente del Consiglio sembra aver puntato tutto su Elisabetta Gardini, Elena Donazzana ed Eleonora Mosco. La prima, già portavoce del partito, su base regionale può contare su un bacino di voti personali importanti, mentre l'assessore regionale e l'ex vice sindaco hanno, secondo il Premier, la stoffa e la freschezza giusta per sfondare, soprattutto dal punto di vista televisivo e social. Mosco e Donazzan andranno gradualmente a sostituire nei salotti TV nazionali i vecchi colonnelli di Forza Italia. L'ex vice sindaco poi dovrebbe svolgere anche un ruolo importante dal punto di vista della mediazione con la Lega. Bitonciana convinta, è tenuta in considerazione nel carroccio per la fedeltà dimostrata. Potrebbe tornare utile anche in chiave nazionale. Una alleanza, quella della Lega e Forza Italia, che secondo lei è da riproporre anche in chiave nazionale? Assolutamente sì, uniti si vince, da sempre questo è il nostro slogan e così è giusto che sia non solo nei territori ma ripercorrere questo asse così forte che si basa sui contenuti e su persone oneste, per bene e capaci anche a livello nazionale.